Il magistrato non ha ancora dato il nulla osta per la sepoltura di Riccardo Zanchetta, il 27enne di Rossano Veneto, deceduto mercoledì scorso, alla vigilia di Ferragosto, mentre stava percorrendo Viale Asiago a Bassano del Grappa in sella alla sua motocicletta, una Honda Hornet. Il 27enne si è scontrato contro un furgone che era appena uscito da una laterale di Viale Asiago. Uno scontro tremendo, le sue condizioni sono subito parse gravissime, è stato portato all'ospedale al San Bassiano dove è spirato poche ore dopo. Il comune di Rossano Veneto sconvolto per la morte di Riccardo Zanchetta, che viveva con la compagna e il figlioletto in via Cusinati vicino alla sorella e lavorava da anni come operaio nella cartiera del paese. Un colpo anche per l'amministrazione comunale rossanese, che lancia un grido d'allarme sugli incidenti che si verificano sulle nostre strade con esito tante, troppe volte mortale. È una tragedia immane per tutta la nostra comunità. La pericolosità delle strade si torna alla ribalta, bisogna fare appello alla responsabilità di ognuno di noi e pensare che siamo comunque in mezzo a una strada e la pericolosità è sempre dietro l'angolo. È una tragedia alla fine, sono cose che colpiscono non solo la famiglia sua, le famiglie di origine, ma tutta la nostra comunità, senza dubbio, ecco.